C'è pure la locandina qua dietro con i nomi degli artisti. Sì. Eravamo 4 amici al bar. A tira pere do sindaco, a tira pere del Saro Progetto sta passando. Dottoressa Goldini, noi non facciamo passerelle, non portiamo voti, perciò non abbiamo sfilzate di onorevoli e consiglieri comunali. Ma non lo dire, Mamma Caruso, ma vedi in le bocce, non potete fare così. Ma che dice, dottoressa Goldini, facciamo una posta rosario? Come si dice una posta rosario? Una posta rosario. Nel terzo mistero glorioso. Allora, alla mia destra il professore Felice Internullo, direttore artistico di Siparietto 21. A proposito del Siparietto 21, noi in giugno, cioè la seconda domenica di giugno, partiremo con un concerto lirico vocale, ci sarà un coro, ci saranno dei violinisti, ci saranno degli artisti di una certa mole e quindi vi invito tutti in giugno a partecipare a questa prima manifestazione dell'associazione di Siparietto 21. Per 4 amici al bar il sottoscritto sarà impegnato a modellare una testa morfa in piazza municipio dal vivo. Il presidente dell'associazione Monna Lisa, maestra Rita Castellani. Io sono stata coinvolta da Croci e cercherò di dare la mia collaborazione, la mia modesta collaborazione e quest'anno, per questa nuova edizione, sono anche nel comitato organizzativo. Roberto Povoroba, Visual Art, Photo Report di tutto l'evento 4 amici al bar. Io intervengo felicemente e spero di essere degno di questo evento. Sarà interessante, ci sono 50 artisti, ci confronteremo, sarà importante anche per la nostra città dare la possibilità a tutti di farci conoscere, perché questa è la città ellenica, non dobbiamo scordarlo e siamo sempre pronti a confrontarci con tutti. Ora voglio presentare un artista conosciuto a Gela, apprezzato da tutti e stimato da tutti. Claudio Amalù, vuoi aggiungere due paroline per 4 amici al bar? Mi riterrei quasi un veterano di 4 amici al bar, dato che dalle prime edizioni ci ho partecipato sempre ed è sempre un piacere riproporre qualcosa di mio, di personale, grazie a Crocetta. Allora signori, vi aspettiamo a tutti e vi leggo il comunicato. Comunicato stampa della rassegna d'arte dintorni 4 amici al bar edizione 2014. 4 amici al bar è un progetto di aggregazione culturale che permette a tutti gli artisti di confrontarsi e produrre bellezza d'amicizia. Si riparte domenica 27 aprile dalle 9 alle 23 con la prima dei 6 appuntamenti d'arte organizzati dalla compagnia 4 amici al bar con la collaborazione delle associazioni Monna Lisa e Siparietto 21. Nella centralissima piazza Municipio, San Francesco, l'ultima domenica del mese di aprile a settembre, 50 artisti esporranno le loro creazioni con l'intento di promuovere l'arte in tutte le sue sfaccettature. Pittori, scultori, ceramisti, fotografi, attori teatrali animeranno gli intervenuti con performance quali estemporanea di pittura, improvvisazioni teatrali e caffè letterari, tutto in una giornata, così come in tutti i 6 appuntamenti. Vi aspettiamo domenica alle 11 per un brindisi inaugurale, anzi augurale, inaugurale. Che cosa è cambiato dal primo anno fino ad ora? Sono aumentati gli artisti, il pubblico è sempre quello, perché Gela, sai Salvatore, si deve abituare alla bellezza, si deve abituare all'arte, alla cultura e ancora siamo sfizi di questa mentalità. No, quelli che seguono l'arte ci sono a Gela, gli estimatori dell'arte ci sono a Gela, qualsiasi cosa fai, qualsiasi vetrina organizzi. Questa rassegna ospita solo artisti gelesi, ma regionali e nazionali e anche internazionali devo dire, con la presenza di Cristian Coila, artista pluripremiato di Cluj-Napoca. Non
non solo esposizione di opere d'arte, di quadri, ma c'è molto di più. C'è molto di più, c'è poesia, c'è improvvisazione teatrale, c'è performance di ballo, performance estemporanee di pittura. Poi tutto quello che viene, gli artisti sono liberi di fare quello che vogliono. Vi aspettiamo domenica 27 aprile alle 11 per un brindisi augurale. Viva l'arte! Viva l'arte! Viva l'arte! Viva l'arte! Viva l'arte, Andrea! Thank